Ricorre oggi l'anniversario della morte dell'ex questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto per gli stenti e le torture nel campo di Dachau il 10 febbraio del 1945, pochi mesi prima della liberazione dell'Europa dal nazifascismo. L'eroico funzionario, sin dal 1938, prima presso l'ufficio di immigrazione e successivamente in qualità di questore reggente di Fiume, con una frenetica attività burocratica al fine di rendere difficoltosa l'identificazione, riuscì a salvare dalla deportazione oltre 5.000 ebrei, italiani, dalmati e della Venezia Giulia in fuga dai paesi occupati dai nazisti, sottraendole alla morte certa nei campi di concentramento. Il suo impegno durò incessante fino al 13 settembre del 1944, data in cui venne scoperto, arrestato e rinchiuso nel carcere di Trieste, quindi condannato a morte, deportato nel campo di sterminio dove morì. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, per onorarne la memoria, ha organizzato stamani una breve cerimonia che si è svolta nel piazzale della caserma della Polizia di Stato, Domenico Angelone. Presenti il signor prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e una rappresentanza della Polizia di Stato, delle organizzazioni sindacali di polizia e civili, rappresentante dell'ANPS e del cappellano. Il questore ha quindi deposto un omaggio floreale presso la targa commemorativa posizionata ai piedi di un albero di ulivo piantumato lo scorso anno in quel lungo onore del valoroso commissario. È un momento per ricordare un eroe poliziotto, questore di Fiume, che con l'alterazione dei documenti di cui era in possesso salvò la vita a circa 5.000 ebrei. Fu deportato nei campi di concentramento di Dachau, dove morì alla tenera età di 36 anni. È importante, è un monito per tutti noi, perché nell'attività quotidiana non ci dimentichiamo di chi ha lottato per garantire la libertà e l'indipendenza dalla dittatura. E nello stesso tempo per noi poliziotti è un monito a seguire il suo esempio eroico, che ha chiaramente sacrificato la vita per i valori di libertà.